Che cosa sta facendo il Panathlon in questo periodo storico? Tanto, sicuramente, come ha fatto anche nel passato. Io sono uno dei membri della commissione scientifico-culturale in seno al Panathlon. Siamo 6 panatleti, io rappresento l'Italia. Il Panathlon International è presente in tutti i continenti e abbiamo la possibilità quindi di verificare, interloquendo tra di noi, se le linee guida che il Panathlon intende portare avanti è un movimento panatletico, un movimento di persone che credono nello sport, hanno dei principi ai quali intendono attenersi, e quindi questa commissione scientifico-culturale, composta oltre che da me, da uno svizzero, da un belga, da un brasiliano, da una canadese e da una inglese, ha il compito di dare le linee guida al movimento panatletico, linee guida che poi si trasferiscono ogni 2 anni in un congresso internazionale dove si verificano se gli obiettivi che ci siamo prefissati sono stati raggiunti. Qual è il tema del momento a cui interessa di più al Panathlon? Allora, siamo molto attenti a quelli che sono i problemi legati agli abusi nello sport, abusi verso i minori. Non dobbiamo nasconderlo, dobbiamo essere tutti al corrente e dobbiamo prendere una posizione, perché esistono abusi psicologici ma anche sessuali e noi dobbiamo far sì che la nostra attenzione sia sempre alta e non dobbiamo essere spettatori passivi. Io dico che dobbiamo essere particolarmente attenti. E un'altra evidente situazione che si sta creando è quello della cosiddetta tratta dei giovani, specialmente nell'ambito del calcio. Questi giovani che vengono sradicati dalle loro comunità, specialmente dall'Africa, ma non soltanto, anche in Europa, anche in Italia, vengono allontanati dalle loro famiglie che probabilmente sperano attraverso un sogno di avere una diversa tipologia di vita, ma che poi alla fine, se non sono all'altezza e non riescono a sostenere quello che è l'impegno, vengono abbandonati senza neanche aver avuto la possibilità di essere educati. Quindi chissà, forse un gesto potrebbe essere quello di far sì che ai giovani gli venga data un'opportunità, però educarli nel frattempo e non soltanto educarli allo sport, ma pensare anche di proiettarli verso una possibilità di lavoro. Un lavorare insieme al Panathlon. Sicuramente Special Olympics lavora in particolare sulla disabilità intellettiva e su tutte le disabilità, ma integra le persone e le fa giocare insieme. In questo senso creiamo gruppi sportivi, società sportive, scuole, laddove c'è una persona con disabilità vogliamo attivare un'attività motoria e fare in modo che queste persone si inseriscano nella società. Ovviamente questo percorso si può fare insieme. Il Panathlon è composto da dirigenti che sono, hanno fatto tante esperienze di sport, poterle poi riversare su persone che hanno sì delle capacità ma bisogna andarle a scoprire è estremamente interessante. E abbiamo iniziato questo percorso ormai qualche anno fa e abbiamo visto che questo percorso si può fare e si può fare insieme. Diverse sono le iniziative che fate durante l'anno in tutto il territorio nazionale, abbiamo visto anche dalle nostre parti, pensa a Chiavari, pensa a Spezia. Sì, a Spezia è un po' il polo, si sono fatti diversi giochi nazionali, ma poi ci sono tantissime attività e ci sono i giochi regionali, i giochi nazionali e poi quelli gli ultimi 2 mesi fa sono terminati a Dubai, abbiamo portato una nazionale di 156 atleti. In questo senso diciamo che l'esperienza dei panatleti può essere fondamentale. Il messaggio che mando ai vostri spettatori è che comunque quando si ha una persona con disabilità intellettiva in famiglia una risposta ci può essere, è Special Olympics e magari insieme al Panathlon. Ecco, lei dove nasce questo impegno suo personale? Io sono un ex insegnante di educazione fisica, una vita nell'educazione fisica, presidente del CONI della mia regione, una vita nello sport da sempre, da 35 anni però ho lasciato il cuore in Special Olympics perché queste persone lo meritano ed è un'esperienza molto molto interessante. Dunque anche una serata come questa dove c'è questa
unità nello sport credo che faccia bene. Sì, sono qua per questo, perché voglio riaffermare questo concetto, l'unità nello sport, le rivalità. Lo sport nasce come rivalità, quando le forze dello sport si uniscono escono cose spettacolari. Ma di fondo in campo si è rivali, no? Perché bisogna uno pensare alla propria squadra, però poi hanno tante dimostrazioni di affetto che in altri campi magari non ci sono. E da qui in Special Olympics è fondamentale che, siccome l'obiettivo è unico, è quello di curare la vita di queste persone, per cui è necessario unire le forze e le rivalità spariscono. Secondo lei, se dovesse dare così un commento, la rivalità sportiva e la rivalità politica, cosa direbbe uno sportivo come lei? La rivalità politica, ma attenzione, anche nello sport molti dei messaggi della politica sono passaggi nello sport. L'altro giorno sono stati dati due premi importanti del fair play, una alla Presidente della Camera e una a Giusy Versace. Il fair play della politica, a me quel premio è piaciuto moltissimo, perché occorrebbe trasportare il fair play dello sport quando c'è, trasportarlo anche nella politica. Dobbiamo prendere i buoni esempi dello sport e portarli in politica. Come i buoni esempi anche della politica ci saranno. Sicuramente sì, diciamo che forse dobbiamo un po' cambiare marcia in quel senso. Giorgio, questa sera si gioca in casa anche per il Presidente di Stretto Italia. Questa sera si gioca in casa, una serata magnifica, a cominciare dal tempo che c'è con noi, location bellissima, tanta gente, tanti personaggi importanti, tanto amore per lo sport, perché qui riunisce lo sport e riunisce i valori che il Panathlon manda in tutto il mondo, soprattutto ai giovani. Come sta andando questa prima parte di mandato a Presidente? Ma sta andando bene, stiamo lavorando tantissimo. Devo dire che guarda, oggi per esempio da stamattina con due miei consiglieri del Consiglio di Presidenza abbiamo parlato di statuto, di modifiche, di regolamenti, per mettere a posto tutte le cose, abbiamo lavorato fino a stasera. Per cui stiamo lavorando molto, presentiamo dei progetti, abbiamo presentato due, uno è il Panathlon incontra la scuola, ci sono stati 45 club che hanno aderito a questo e 30 MIUR, per cui stiamo estendendolo progressivamente a tutta Italia, perché è una cosa importante con i giovani. E quindi l'altro è la Route 4, che è una biciclettata che parte dal Friuli, va nel Veneto, per adesso arriva in Lombardia, a Milano. Poi voglio che parta con la Liguria e poi vorrei estendere a tutta Italia, perché parliamo di ambiente, parliamo di solidarietà, di amicizia, quindi i nostri valori sono quelli del Panathlon. Giorgio Costa ha lasciato la politica a Rapallo per dedicarsi totalmente allo sport, al Panathlon? Uno dei motivi è anche questo, perché uno dei motivi, poi ho la nipotina, poi ci sono altre cose, ma uno dei motivi è questo, perché mi prende in pieno. Fare il presidente, io se faccio una cosa la voglio fare completamente bene, cioè sbagliando tutto quello che si vuole, ma ci metto tutto l'impegno possibile. Sono in giro per l'Italia perché mi invitano da tutte le parti, è giusto che i club abbiano il presidente come ruolo, insomma, e quindi io sto andando a Roma, sono già andato 10 volte in 3 mesi, insomma, poi mi invitano e quindi vado volentieri. Stasera ho invitato Palazzotti, il vicepresidente dello Special Olympics, perché lui mi ha invitato a Roma e abbiamo una collaborazione con... Io quando vedo i suoi ragazzi che vado a Roma, quando sono partiti per Abu Dhabi, quando hanno fatto la squadra di calcio, ti danno una gioia, una passione, una voglia di stare insieme che è fantastica, veramente, c'ha dei ragazzi veramente fantastici, cioè, dovrebbero conoscerli tutti per sapere esattamente com'è la vita, no? Come ti insegnano a vivere, insomma, e ad amare la vita, tutto lì. Questa è stata veramente una serata importante, perché Giulio merita tutto questo, lui e tutta la sua squadra. È una squadra favolosa, questi ragazzi hanno un impegno, un agonismo, qualche cosa di fantastico, è tutto da vedere, tutto da comprendere e da ammirare, diciamo, perché veramente ti riempie il cuore di piacere. Giulio merita tutto, perché dare un impegno di questo genere non è tanto facile, perché rapportarsi con questi ragazzi sembra una cosa molto semplice, ma non lo è, e lui è bravissimo e ci riesce. Calcio e basket insieme. Io rappresento, comunque ritiro questo premio a nome del BIC Genova, perché alla fine è dal 97 che il BIC fa questo tipo di attività. È un'attività che è importantissima, noi lo diciamo che alla fine diciamo sempre che è importante per i ragazzi, perché i ragazzi si divertono, i ragazzi fanno attività, perché fanno sport.
però questa è un'attività vera, reale, che dà dei benefici anche alle famiglie che hanno bisogno di noi, hanno bisogno che i ragazzi siano impegnati, hanno bisogno di vedere questi ragazzi felici che vengano comunque, che affrontino queste loro difficoltà che possono essere sportive. E c'è il BIC, a Genova c'è il BIC dal 97, non fanno solo disabili fisici ma fanno anche mentali. Siamo passati dal basket al calcio, adesso ne stavamo parlando proprio per partire anche con la danza, ed è una cosa che noi dobbiamo, perché è un impegno che ci dobbiamo prendere, perché ce lo richiedono anche le famiglie. Il Panathlon è la scuola. Ma assolutamente sì, è un progetto estremamente interessante e abbiamo avuto la fortuna di mettere come capoprogetto Roberto Alle, che ha avuto la capacità di coinvolgere più di 300 campioni provinciali scolastici su tantissime discipline, ti dico anche il numero esatto, 22 discipline e con 30 scuole, quindi un numero di giovani atleti straordinariamente elevato che hanno gareggiato nello spirito del fair play e anche nello spirito dell'amicizia. Veramente un grande successo e credo che possa essere il modo migliore per diffondere i valori dello sport. Un impegno, ma credo anche una soddisfazione. Un impegno e una soddisfazione, grazie al Presidente Guerrella e al Consiglio che mi hanno permesso di mettermi alla prova con questo progetto ambizioso. È stato bello vedere partecipare, io insegno educazione fisica, quindi a volte ho partecipato anche con la mia scuola, è stato bello partecipare alle gare, alle finali, portare i valori del Panathlon, portare il valore del fair play tra i ragazzi, è stato bello vederli nella festa finale del 24 maggio, a Festa dello Sport, è stato bello vederli entusiasti di ricevere una pergamena, ricevere un riconoscimento per il lavoro fatto. È stato bello vedere come lo sport finalmente nella scuola ha un valore di cultura, di educazione. Ecco. Educare anche a essere dei bravi sportivi e se non sportivi di seguire, che ne so, da tifoso una squadra. Guarda, sai, l'essere un ragazzo che segue le regole sportive anche nella competizione sono regole della vita, impari a rapportarti con gli altri, a competere con l'ambizione di vincere, ma nel rispetto delle regole, nel rispetto degli altri e nella capacità anche di assorbire la sconfitta, ragion per cui sono regole basilari per la vita civile e per lo stare tutti insieme. Forza Entella che arriva anche da Rapallo questa sera. Assolutamente, mio padre è Forza Entella, è pazzesco, è Entella da tutte le parti. C'è anche la Vespa azzurra. Io di calcio premesso non capisco niente, però col cuore naturalmente e per il presidente Forza Entella. Una bella serata, sindaco. Molto bella, amichevole, un bellissimo clima e soprattutto un gran Panathlon che rappresenta molto per il nostro territorio, presente da sempre, dall'allora amministrazione Bagnasco padre, quindi è più di 20 anni che è presente in una villa prestigiosa del comune e soprattutto un simbolo di sport, è un simbolo naturalmente di fair play, un simbolo di eleganza sportiva che i nostri giovani ne hanno bisogno. Presidente, tanti sport questa sera qua al Panathlon. Sì, bello perché non si deve parlare solo di calcio, ci sono tantissimi e bellissimi sport. Questa sera in particolare siamo rimasti toccati dal vedere ancora una volta come lo sport può aiutare la disabilità, è un grande elemento di integrazione e di inclusione, questo è un bel messaggio. È una serata anche che unisce lo sport, qua c'è la Liguria ma non solo. No, c'è la Liguria ma c'è anche l'Italia, direi, perché ci sono rappresentanti del Panathlon di molte regioni che ci fanno comprendere come questa organizzazione sia diffusa sul territorio e aiuti la gente, perché questo è il messaggio veramente più importante. Sindaco, finiamo con una battuta così trasferisci a papà che Entella vedremo l'anno prossimo in Serie B. Vabbè, suo padre è un grandissimo tifoso dell'Entella, ci ha seguito ovunque, è stato all'Olimpico la sera degli ottavi di finale, era con me, seduto di fianco a me quando abbiamo vinto, è stato il primo ad abbracciarmi quando abbiamo vinto
la fatidica partita con la Carrarese per tornare su, e quindi io sono molto legato a suo papà e a lui, alla loro famiglia, perché ecco, questo fatto che della gente di Rapallo ami la squadra della città di Chiavari è una cosa molto bella e dà anche un'indicazione di come gli uomini e le donne del Tiguglio dovrebbero sempre di più lavorare assieme in vista di un progetto che faccia di questo territorio una veramente delle eccellenze italiane. Noi abbiamo iniziato un percorso molto importante di unione del territorio, se mi consenti un pochino più corto, tra Rapallo, Santa Margherita e Portofino, che ha dato dei successi enormi dal punto di vista di immagine. Bisogna inserire sempre di più Chiavari, e noi nel nostro piccolo, anche col sindaco di Chiavari, col quale c'è un ottimo rapporto. Ecco, devo dire proprio a Telepance che il rapporto con i sindaci è eccezionale. Con il sindaco di Chiavari c'è un gran rapporto, con te c'è un rapporto familiare quasi, e c'è tantissima stima, te lo dico da sindaco, perché sei un grandissimo imprenditore non locale ma a livello nazionale, e quindi più uniti si vince. Che società avete premiato voi a Sanremo? Ma quest'anno, siccome la società integrabili, la Polisportiva Integrabili di Sanremo compie 10 anni, abbiamo pensato di premiare loro, perché in questi 10 anni hanno avuto un'evoluzione spaventosa. Erano nati nel 2009 con 13 soci fondatori, e dopo 10 anni sono addirittura 695, quasi 700 soci, di cui 290 passa di atleti disabili, oltre a naturalmente tanti normodotati che fanno con loro attività fisica. È una società che pratica un'infinità di sport. Allora, 10 anni con tanti sport. Sì, tanti sport, nati 10 anni fa dall'esigenza di un gruppo di genitori con bambini disabili, tra cui la sottoscritta, per far fare in modo che i propri figli e i propri ragazzi potessero svolgere delle attività sportive, per l'integrazione, per il benessere fisico. E abbiamo iniziato con l'attività natatoria presso le piscine di tutta la provincia di Imperia, con lo sci, la vela, la canoa, la subacquea per le persone con disabilità, con persone adulte. Dal 2013 è nata la squadra di handbike, nel quale noi organizziamo anche eventi a livello europeo, e poi facciamo tanti altri sport, ginnastica, e oltretutto facciamo anche dei laboratori musicali, teatrali, laboratori artistici, scuola estiva. Facciamo tutto quello che riusciamo a organizzare per il meglio dei nostri ragazzi, per farli star bene, per farli crescere, perché lo sport è integrazione, è benessere ed è importante nella vita di chiunque. Bene, allora noi abbiamo scelto anche loro perché praticamente coniugano perfettamente gli ideali del Panathlon con gli ideali della loro società, una società che ha per principio il diritto di fare dello sport, e questa è una cosa basilare per tutti i ragazzi che purtroppo non hanno sono sfortunati che non hanno quelle possibilità di fare. Lo sport arriva anche dalla Spezia questa sera. Sì, diciamo che nel nostro sport abbiamo un'ottima tradizione che Iris sta portando avanti alla grande, e che insomma speriamo possa continuare, diciamo, questo percorso, che la possa portare alla nazionale maggiore. Tanto impegno. Tanto impegno, perché tutti i giorni, adesso addirittura finita la scuola 2 volte al giorno, e praticamente a questi ragazzi ci si dedica tutti se stessi. Cosa dici da campionessa? Niente, il nuoto ha sempre fatto parte della mia vita sin da quando ero piccola, e crescendo è diventata una passione e non potrei farne a meno. Quanto nuoti al giorno? A 2 ore quando facciamo un allenamento solo, se no ora coi doppi 4 ore e palestra, quindi 1 ora. Tantissimo. La specialità? Fondo in acque libere. Ecco, la differenza diversa, questa come caratteristiche ha? E chiaramente delle doti spiccate da fondista, quindi di resistenza, e ci vuole tanta forza, perché comunque nuotare in mare prevede una forza superiore alla vasca,
per ovvi motivi, le correnti, il freddo, le onde, e quindi ci vuole anche una testa particolare adatta a certi sforzi. Ecco. Dal nuoto invece andiamo a un gesto di fair play con Giacomo. Sì, come diceva prima nella presentazione il presidente Priolo, io ho fatto questo gesto che mi è venuto spontaneo di cedere il primo posto a questo ragazzo che mi aveva preceduto durante tutta la corsa. Io sapevo che era davanti e appunto sono rimasto sorpreso quando qualche assistente alla gara mi ha detto guarda che sei in testa. Poi però una volta arrivato e scoperto cos'era successo, ecco, lo vogliamo ricordare cos'era successo? È successo praticamente che questo ragazzo a un certo punto del percorso ha sbagliato strada e quindi ha allungato il percorso di gara e io in quel momento l'ho passato, ma non me ne ero accorto, non me ne sono accorto ovviamente. E una volta arrivato al traguardo ho scoperto l'accaduto e quindi poi alla premiazione ho deciso di lasciargli il primo posto a lui perché mi sembrava doveroso. Ecco. Un bel gesto, cosa dici di questa storia che ha raccontato Giacomo, che ha fatto? È un gesto che non tutte le persone farebbero perché tutti puntano al primo posto, ma non è solo quello che conta. Secondo me ha fatto un bellissimo gesto. Mister, allora in bocca al lupo. Crepi e speriamo di rivederci qua al più presto. E i prossimi impegni? Stiamo preparando il campionato europeo, lei la scorsa settimana ha vinto 3 titoli italiani, si è qualificata per il campionato europeo giovanile e lo prepariamo per i primi di agosto. La prossima corsa? Sto preparando un ultra trail di 60 km che si disputerà alla Twill il 27 di luglio e spero di arrivare, non dico davanti perché in queste gare più importanti sono presenti anche professionisti, però comunque di ottenere un buon piazzamento. Asia, sei contenta di questo premio, di questa serata? Sì, ringrazio anche il Panathlon per avermi dato questo premio. Ma come fai a essere così brava? Beh, diciamo che l'allenamento aiuta, allenarsi tanto ovviamente aiuta molto, fare tanto allenamento, essere anche con dei compagni che ti aiutino, con un allenatore che ti aiuta e essere supportata, diciamo. Ti piace il judo? Sì, se no non mi allenerei con così tanta passione e non ci perderei così tanto tempo, non dedicherei così tanto tempo al judo. E del tuo allenatore cosa dici? È bravo, ma è molto esigente e forse anche un po' grazie alla sua esigenza che mi alleno così tanto. Mister? Beh, diciamo che Asia l'abbiamo scoperta presso una scuola elementare, l'abbiamo portata in palestra, si è appassionata al judo, quindi ci dedichiamo tutti i minuti con lei. Difatti ha ottenuto parecchi risultati, 4 volte campionessa italiana, un primo posto ai campionati europei, un 12° posto ai campionati del mondo, dove si è confrontata con atleti di spesso valore, olimpionici, gente quarantenni. Lei ha solo 17 anni, quindi è una promessa, diciamo, per la disciplina paralimpica e contiamo molto su di lei in quanto la federazione proprio si sta impegnando anche con un progetto per le prossime Paralimpiadi. Rappallo presente anche questa sera, giochiamo in casa. Sì, stasera siamo in casa, è stata una bellissima festa, ho avuto il piacere di avere il Presidente internazionale, c'è la Presidente nazionale, quindi è stata una festa grandissima, importante, una festa dello sport panatletico e quindi siamo tutti molto soddisfatti e molto piacevolmente sorpresi dalla quantità di persone che stasera ha presenziato a questo evento. Premiato per Rappallo Andrea. Io devo solo ringraziare il Panathlon Club Rapallo nella figura del presidente Sinibaldo che ha individuato diciamo questa piccola eccellenza, perché Rapallo si fregia di una manifestazione internazionale
che da quest'anno qualifica per i mondiali, per cui tanti atleti che sono arrivati a Rapallo hanno conosciuto anche Rapallo, perché magari tanti sono di fuori, vengono anche da regioni lontane, sono riusciti a qualificarsi per i mondiali delle corse d'ostacoli con la Rea Pallus Race, ed è un modo per portare la nostra città che abbiamo nel cuore in tutto il mondo. La prossima edizione quando? Prossima edizione 5 aprile 2020, già una data fissata con l'amministrazione comunale. Ci saranno delle novità perché in cantiere una edizione extra, diciamo, per il 2020, tutto ancora da scoprire però. Allora aspettiamo questa edizione, Presidente. Siamo pronti e quindi insomma viva Rapallo, viva il Panathlon e viva anche il nostro amico Andrea Molinari che ha avuto questa bellissima idea del Rapallus Race. Tanto sport anche questa sera, il nostro Tigullio è super rappresentato. Beh sì, direi di sì, ce la siamo cavata bene, portiamo sempre degli veri esempi di sport vero e vissuto. A Recco cosa si dice? Non è andata bene con la pallanuoto. Ecco, sono un po' tristi per aver perso la Coppa dei Campioni, ma il prossimo anno saranno di nuovo sulla breccia. Però insomma ha vinto, stravinto tanti anni, arriverà anche la Coppa Campioni, di queste nate. Sì, ma penso di sì, poi vincere troppo non porta bene, è bene prendere anche qualche sberla e risollevarsi, è un buon punto. Consiglio da dottore. E invece a Spezia? Beh, Spezia, noi abbiamo portato quest'atleta del nuoto, si è creato un po' questo polo di eccellenza del nuoto di fondo in acque libere. Ci sono tantissimi atleti, oltre Iris di 15 anni c'è anche Sofia Callo, Ghettini, Bianchi, fanno tutti parte del Giro delle Nazionali e nelle gare appunto di Piombino che ci sono state all'inizio del mese di giugno hanno, soprattutto le ragazze, guadagnato la qualificazione per i campionati europei di quest'estate. Allora dalla Spezia col nuoto andiamo a Chiabri con un gesto fair play, proprio come dice porta avanti il Panathlon. Noi avevamo già un grande premiato che è Lentella col suo presidente, quindi abbiamo preferito quest'anno un po' rivoluzionare e scegliere un episodio che è significativo per il fair play, ma significativo per dare un'educazione ai giovani. Di un giovane che ha vinto la gara dei 5 mulini, magnifica gara che viene riservata ai dilettanti, e inaspettatamente al momento della premiazione ha ceduto la coppa al secondo. Tutti si sono chiesti il perché, l'ha spiegato lui a tutti, perché il secondo era stato superato soltanto perché aveva sbagliato strada. Esempio meraviglioso. Vediamo cosa dice il segretario generale di questa serata. Beh, una serata veramente all'insegna dell'internazionalità, perché oltre ai club liguri che si sono espressi in maniera splendida e hanno fatto delle premiazioni veramente importanti, avevamo un parterre molto vivo e molto partecipato, con la presenza anche della Commissione Scientifico-Culturale del Panathlon International, una presenza anche internazionale dal Canada, dal Belgio, dalla Svizzera, che hanno sottolineato la festa dello sport che c'è stato questa sera con delle premiazioni importanti, la presenza del vicepresidente di Special Olympics Italia che ha dato un risvolto veramente importante e sottolineato queste premiazioni che hanno veramente un valore grande per il Panathlon e per i valori che manifesta. Ha portato la presidenza del Distretto Italia nel nostro comprensorio. Indubbiamente, e poi è stata passata al presidente attuale Giorgio Costa, che vuol dire che è un territorio che esprime dei valori veramente significativi. E l'hai visto anche questa sera, perché tutti i club si sono impegnati, ma sono riusciti a realizzare una manifestazione di alto livello, proprio nei concetti dello sport, del partecipare. Ho sentito persone che si sono molto emozionate, però vuol dire che oltre che a portare qualche cosa di veramente interessante è stato un momento di unione
un interclub, un intermeeting di altissimo livello. Ha parlato prima il segretario generale dell'internazionalità, però qui era proprio tutta la Liguria che usciva fuori con i sentimenti più belli e con le espressioni più indovinate. Ecco. Allora, a Telepace per 1000 motivi non abbiamo fatto ancora il passaggio di consegna. Se il nostro Guido Torrelli, che intanto saluto, sta bello largo, vediamo il passaggio di consegna tra l'ex presidente del Distretto Italia al nuovo, che con i super testimoni della segretaria, perciò oggi sei ufficialmente proprio, ecco. Puoi anche intervistarmi, non sono più in politica, quindi posso anche... Sì, è successo qualcosa anche di par condicio, perciò prima abbiamo fatto già l'intervista, adesso... No, perché c'è tanto da fare col Panathlon, credo che sto dando tutto quello che posso per il Panathlon perché i valori sono troppo importanti. E poi quello che diamo ai giovani, che diamo a tutti, avete visto stasera, c'è l'amicizia, la solidarietà, c'è tutto insieme, quindi sono molto contento. Una bella serata, ma soprattutto ricca di grandi contenuti, grandi personalità, direi un'emozione particolare per ogni ospite che ha presenziato in questa serata. Abbiamo parlato poco di golf, dobbiamo dire. Sì, però ci stava, era un contorno eccellente per quanto riguarda sia, penso, il contesto, ma soprattutto la disciplina sportiva, che è una disciplina basata sul fair play e sul rispetto. Pensate che è uno dei pochissimi sport al mondo che si gioca senza arbitro presente, e quindi direi che era il contesto naturale per una serata con questi contenuti. Un flash sulla presentazione di Niccolò, che ha parlato dell'Entella, c'era il presidente Gozzi, abbiamo visto delle belle azioni dell'Entella, diversi gol di questi anni, insomma anche quello ha avuto giustamente lo spazio, visto anche le ultime vittorie della Berretti. Assolutamente, fa parte ormai della storia della nostra città, della nostra realtà, del nostro sport, e sicuramente vedere quelle immagini ha fatto ritornare indietro nel tempo una realtà che però vive di presente e anche di futuro. Abbiamo tutti la curiosità di vedere cosa succederà l'anno prossimo per poterlo raccontare magari anche tramite Nico e tramite la musica. Un po' l'anima, direi, no? Di questa serata che nasce tanti anni fa, direi che continua in maniera molto bella questo andare avanti. Certo, siamo arrivati alla 10ª edizione, al 10° Interclub, e quest'anno ho avuto anche la collaborazione del presidente del Distretto Italia Giorgio Costa, che gioca in casa. Che giocava in casa, ma ben venga, e con questo siamo riusciti ad avere una serie di ospiti che penso non riusciremo più ad averli tutti assieme così. Qua abbiamo i due presidenti, prima già c'è stato il saluto, cioè uno ha lasciato il testimonial, no, a Giorgio. Credo che sia molto bello, una fase forse storica per la Liguria, avere insomma un Tigulino che è presidente a livello di Distretto Italia. È proprio un'occasione storica. Per non parlare anche del governatore. No, il governatore, per l'amor di Dio, è che l'occasione di avere due presidenti nazionali e tutti e due del Tiguglio, non so se potrà succedere ancora nel futuro, però non preoccupiamoci, momentaneamente andiamo avanti e speriamo che duri questa prospettiva ottima. Bene, abbiamo visto diversi atleti, diversi premiati, forse non li abbiamo fatti tutti, non per volontà, ma non ci siamo riusciti. Germano, semmai ci porterai le scuse, ma l'intento era di dare spazio a questa bella serata, tra l'altro molto significativa anche come tema. Certo, abbiamo cercato di premiare i gesti che portano un ottimo contributo allo sport, soprattutto gesti di fair play, e abbiamo premiato una ragazza, una giovane di 17 anni, disabile, campionessa, arrivata diciamo 12ª ai campionati del mondo, e quest'anno partecipa ai campionati europei con delle buone prospettive. E abbiamo premiato altri gesti e perlomeno altre attività sportive di valore, perché come ho detto prima nel discorso mio introduttivo, la nostra è una regione piccola, ma abbiamo tanti contenuti a livello sportivo e tante soddisfazioni locali. Allora ringraziamo Germano Tabaroni, presidente, governatore della Regione Liguria. Farei fare, Germano, se sei d'accordo, il saluto al presidente di Distretto Italia, visto che è un rappalese. Come non posso essere d'accordo? No, beh, è stata una bellissima serata con Germano e con tutti i nostri soci
andiamo molto d'accordo per la passione per lo sport, perché seguiamo i valori delle nostre finalità del Panathlon, quindi è una bella serata. Io spero che siano tutti contenti, ma direi di sì, perché ho visto che eravamo tutti sorridenti, ogni tanto guardavo in faccia per capire, ma se una serata è riuscita bene. E quindi noi andiamo avanti con i nostri principi, con la diffusione dei grandi valori che abbiamo, e quindi abbiamo bisogno, perché la società è complicatissima. La vita è molto difficile, quindi... Sì, certo, tanti erano gli ospiti. Adesso sto pensando al presidente del CONI Regione Liguria, che tra l'altro arriva dal Panathlon, però lo ricordiamo visto che rappresenta tutto lo sport. Certo, lui è stato il past governatore, è stato governatore prima di me, poi è stato eletto presidente regionale del CONI, e quindi io gli sono succeduto. È tutto, salutiamo Guido Torelli alla telecamera, l'appuntamento si può dare di più la prossima settimana, e a questo meeting del Panathlon probabilmente abbiamo già fatto 2 chiacchiere prima, e ci diamo appuntamento per questa bella serata l'anno prossimo, perciò 2020.